Ecco, allora riprendiamo. Stavolta la domanda la fa ai rappresentanti dei sindaci, quindi Rita Turati, ecco. riprendendo, Cioè, nel senso che riprende cosa diceva Sposato. Che riprende la domanda che si faceva prima, però a proposito di responsabilità, e lo so che è trabocchetto, che è complicato, soprattutto qui da noi in Veneto, però l'ANCI teoricamente dovrebbe svolgere una funzione, no? Non solo di rappresentanza, cioè di rappresentanza, ma anche di proposta e di pressione nei confronti della regione e avere anche un'idea di governo del territorio, no? Allora, a proposito di responsabilità individuale del sindaco, no? Per tornare alla domanda che si faceva prima, l'ANCI attualmente svolge questo ruolo? C'ha uno spazio con cui interloquire con la regione ascolta i comuni e viceversa? A me piacerebbe capire bene questo pezzo qua. Sì, premesso che l'ANCI, un nuovo organismo, si è appena insediato e quindi si è cominciato a lavorare da poco, non solo interloquisce e deve interloquire con la regione, ma anche con ANCI attraverso ANCI nazionale, con il governo e quindi con la parte centrale del politico. Gli spazi ci sono e bisogna sfruttarli al massimo, perché se i comuni non fanno sentire in qualche maniera, sia a livello regionale che a livello centrale, quella che è la voce che arriva dai territori, non ne usciamo fuori. Saremmo messi peggio di adesso. Le battute sterili sulla casa famiglia, che muoiono di qua, muoiono di là. Io per esempio non voglio tornare, non bisogna generalizzare, ci sono case di riposo, strutture residenziali ottime. Io il ricordo, scusami Claudio, volevo dire una cosa, il ricordo migliore che io ho di questo Natale, io giro spesso nelle case, nelle strutture sanitarie assistite, il ricordo migliore che io ho è di una struttura del mio paese, ma ce ne sono tantissimi altri esempi in cui c'è stata una cosa molto commovente di un coro di residenti, quasi tutti non auto o parzialmente auto, che si sono trovati ogni settimana per 3 mesi precedentemente a Natale per fare uno spettacolino per gli altri loro colleghi ospiti, per i familiari, per gli operatori e per tutti quelli che c'erano. Si chiamava coro seduto perché erano tutti in carrozzella, c'era gente con l'ossigeno, gente che era un vegetale prima, quindi non bisogna generalizzare, ben vengano nuove esperienze e tutto quanto, però la risposta, diceva il consigliere Sinigali, a 25.000 persone nel Veneto non auto, le quote sono bloccate da anni, è vincere il Superenalotto, riuscire ad entrare in casa di riposo, la parte sanitaria bloccata, come si diceva, la parte alberghiera magari fosse pagata dalla famiglia o dall'ospite, è pagata in gran parte dai comuni. E non risulta le rette delle strutture residenziali assistite non è che diminuiscono, aumentano perché aumenta il costo della vita. Il comune integra la retta, abbiamo un sistema di welfare che in questo caso è molto positivo. Ecco, questo poi, i tagli anche che i comuni possono intaccare anche questo? Certamente possono intaccare, assolutamente. Però il discorso che faceva lui, chi ha chiaro dove e cosa fare, no? È chiaro che ognuno deve avere ad ogni livello la sua visione locale, regionale, centrale, però ritorno a quello che diceva prima la signora, quello che manca forse, lo vedo io da sindaco e da comune, lei parlava di programmazione, forse programmazione in senso lato no, perché il piano sociosanitario ha una valenza pluriennale, i piani di zona delle varie ultravalenze pluriennali, è una visione d'assieme di tutte queste cose che consenta a noi del territorio, a noi sindaci, assessori, associazioni, privato sociale, di poter dire cosa facciamo l'anno prossimo, ma fra 4 anni. Scusa, su questo l'indice demografico sistemica. Su questo però dovete riappropriarvi di uno strumento, perché c'è la conferenza programmatica sociosanitaria che purtroppo da 2 anni, dove c'è la rappresentanza dei sindaci, anche dell'ANCI, che dà un parere su tutte le delibere e tutti i progetti di legge più importanti della regione, e quindi anche nel momento in cui si suddivide il fondo di un'autosufficienza interviene a dire il riparto mi va bene oppure no. Fra le altre cose la regione ha tagliato il fondo che dava ai comuni per la disabilità e nessuno più protesta, perché questo strumento che è necessario e fondamentale, perché noi potremmo anche fermare l'approvazione della legge non è che nessuno e della parla, delibera. ci sono state 2 manifestazioni, una tra l'altro qui a Padova, questo è uno io strumento sono sociale, c'è stata a Vicenza. Istituzionale che avete. Anche quella dei pensionati, cioè, che lì hanno c'è il reagito. presidente che deve prendere in mano e chiedere che ogni 15 giorni l'assessore
l'assessore venga a illustrare i provvedimenti che vengono presi, altrimenti impoveriamo lo strumento della conferenza programmatica, il piano di zona, tutti gli strumenti di programmazione vengono depauperati, impoveriti, vanno a finire nella banalità più assoluta. È chiaro che poi un assessore di turno fa una cosa, un assessore fa l'altra e sparisce. Lo stesso sociale adesso, nella nostra regione il sociale è senza fondi, è stato tutto sanitarizzato. C'è questo sanitarizzato. Io non voglio dire perché l'assessore è sempre potuto parlare di quello che è venuto dopo. Però effettivamente c'è stato un processo di sanitarizzazione, il Sorpagello Veneto sociosanitario non c'è più ormai. Ormai presto, la prossima volta non avremo neanche più l'assessore sociale, avremo l'assessore della sanità che forse si occuperà un po' di sociale anche. E di questo c'è stato il rapporto col territorio, con le associazioni, con i comuni, eccetera, è stato troncato di brutto. Sparito, progetti, cioè non c'è più dialogo, e quindi il fatto che loro prima rivendicavano, noi no, chiediamo un incontro e parlare, invece è necessario un sistema integrato, ci vuole un dialogo con i sindaci, un dialogo con il mondo sindacale. Non c'è più, piano infanzia, adolescenza, famiglia non c'è più, piano di zona non c'è più, piano giovani non c'è più. Posso dire, io avevo fatto un progetto insieme a Veneto Lavoro, faccio solo un esempio di un progetto che è costato soldi perché è costato risorse, perché sono investimenti che poi al momento vanno a frutto vengono presi, cestinati. Questa è la cosa da fastidio, sono soldi buttati via. Era sul tema badanti, c'era il problema di dare delle regole, cercare di contenere, di sapere chi sono, professionalizzare e curare. Quindi c'era un sistema come Veneto Lavoro, un progetto per cui avevo lavorato parecchio, dove c'era chi fa cosa, quali sono i soggetti accreditati per reclutare, per regolarizzare, per dare un minimo, perché poi possano avere un po' di regolarità, un minimo di formazione, eccetera. Tutto quel progetto lì che era complesso, che si era improntato, pronto per partire, preso e buttato nel cestino, quindi centinaia di migliaia di euro buttati via. Ecco, quindi alla fine, però ovviamente non ho sentito nessuno che ha detto tutto va bene, è il modello migliore. Adesso io mi ricollego. Gli operatori sociosanitari non si fanno neppure più quelli. quelli. Non si autorizzano, abbiamo bisogno, c'è richiesta, c'è bisogno di autorizzazione a fare corsi, io so di persone che hanno bisogno per assumere, c'è disoccupazione e non si autorizzano neanche i corsi. Io volevo l'alfabeto riportare un attimo l'attenzione e ricollegarmi a quello che diceva il consigliere Sinigallia, cioè qua ci siamo un po' focalizzati sul discorso appunto degli anziani non autosufficienti, però il sociale è veramente un mondo vastissimo e il comune deve dare una molteplicità di risposte con un'articolazione così vasta che a volte non si immagina neppure, lo dico da cittadino, ma sono in aumento esponenziale, nuove emergenze che non conoscevamo prima, io lo dico già da qualche mese, da quando sono arrivata, le cosiddette nuove povertà, e quindi si richiede al comune uno sforzo enorme, dal minimo vitale all'intervento economico finalizzato, che è il pagamento della bolletta. La famiglia veramente non ce la fa, del gas in modo particolare, ma anche la bolletta banalmente della luce o il sostegno, l'integrazione appunto al reddito. Ci sono una molteplicità di interventi che il comune deve fare, deve dare delle risposte, perché veramente i cittadini bussano quotidianamente alla porta e questi bisogni, queste emergenze fino a 2 anni fa non erano così violente, non erano così conclamate, quindi assolutamente dico i tagli fatti agli enti locali sono dannosissimi, perché poi il comune comunque deve dare delle risposte ai suoi cittadini ed è giusto e doveroso che le dia. E sono in aumento, i bisogni delle famiglie sono in aumento, la fragilità delle famiglie è in aumento. Noi adesso stiamo potenziando come Comune di Padova, perché questo è sociale, il CASP, il Centro per l'Affido e la solidarietà familiare, le reti di famiglie, perché le famiglie tra loro possano, con dei processi, dei percorsi di mutuo autoaiuto, possano essere proprio delle sentinelle sul territorio, aiutarsi. Quindi ecco che il Comune con il CASF fa un po' da regia e cerca di sostenere queste reti di famiglie, però significa investire anche sugli operatori, investire sulla formazione, abbiamo assolutamente bisogno di risorse dal governo centrale. Dal governo centrale. E nel tavolo generativo, che poi è poi una proposta, nel tavolo generativo di cui parlava, ci sono anche le organizzazioni sindacali rappresentate oppure no? Sono solo i soggetti dell'offerta? No, le organizzazioni sindacali non ci sono, ma abbiamo fatto una prima riunione, c'è stata una partecipazione, come dicevo prima, ci sono delle realtà importanti del territorio, quindi non solo il centro servizi volontariato. Quindi la logica è stata solo la rappresentanza dell'offerta, non anche della domanda? Non è, però lo ampliamo. Ok.
è un tavolo che andrà crescendo e sicuramente ci sono state, come magari prima volta, delle mancanze o delle lacune in questo senso, però accolgo volentieri questa proposta e ne prenderò atto. Anche l'occasione per incontrarci. Io l'ho vista, cioè è l'inizio di un percorso ed è che un comune, diciamo, abbia anche l'umiltà di interrogarsi e di porsi in discussione, è comunque un segnale positivo e un chiamare gli attori del territorio a dire dateci una mano a fare una riflessione che vorrebbe essere alta e poi calata sui vari servizi, aiutateci a capire se siamo ancora, diciamo così, sintonizzati su quelli che sono i bisogni emergenti del territorio o se siamo arretrati, dobbiamo cambiare, aiutateci ad aprire piste nuove, penso che sia un segnale importante che va al di là, tra l'altro, anche dei colori l'errore, per politici, esempio, che non bisogna evitare è quello che la Regione faccia ciò che deve fare il Comune. Cioè la Regione non può fare il bando regionale per dare il contributo alle famiglie numerose, deve fare la programmazione che le famiglie numerose vanno aiutate e deve dare ai comuni che conoscono attraverso il sistema sociosanitario il sostegno alle famiglie numerose. Quando fa il bando per i padri separati, la Regione sbaglia perché deve darlo ai comuni, cioè fa il gestore invece di fare la programmazione. Invece serve la pianificazione, la programmazione e dopo dai i fondi perché i comuni, il terzo settore, il privato sociale faccia nell'ambito della sussidiarietà. Cioè, o si attiva questo oppure c'è una marea di interventi che si sovrappongono, si fanno gli sprechi perché poi la stessa famiglia magari riceve dal bando regionale, poi l'unico soggetto, l'unica regia, il comune. Andiamo, poi ci sono anche i furbetti, ci sono i furbetti che vanno di qua e di là, anche questo bisogna decidere. Esatto, un attimo sono sposato con Bozza. Diciamo che gli ultimi due interventi del consigliere Senigallia e anche di Valerio Gamberi, che in fondo sono all'opposizione in regione, no? Sarebbe stato interessante avere anche la controparte, nel senso della maggioranza venire, si scusa, ma non doveva essere presente, perché è anche stato simpatico anche dall'assessore la signora il discorso dell'evidenziare la mancanza è anche bello, è anche garbato la volontà di coinvolgere i soggetti. Beh, per esempio, scusi perché l'ho interrotta, ma solo per dare questa notizia, ci sono le fondazioni bancarie che sono comunque degli attori importanti del territorio, che erogano spesso delle risorse importanti e notevoli. Parlare al sindacato delle banche, francamente, ecco, no, ma io volevo, se mi consenti Elena, volevo sempre l'ottica del sociale, se mi è possibile. Sposato veloce e poi Bozza. No, io volevo, se siete disponibili, adesso nella legge di stabilità viene meno la possibilità che delle associazioni, le cooperative gestiscano alcune attività delle carceri. Sapete, no? Quindi vedete c'è Cooperativa Giotto per esempio, che adesso non so se ad oggi o da ieri. Ecco, io ho la cosa che, se mi è consentito questo, in fondo parliamo sempre di sociale, parliamo sempre di soggetti che a parte anche di lavoro, perché poi in fondo venendo meno questa possibilità vengono anche meno delle opportunità. E quello che volevo sentire il parere dei politici più che altro, no? Quello che mi ha sorpreso è che in un'intervista al ministro, il ministro gli dicevano ok, è stato positivo perché solo il 3% dei soggetti che vengono utilizzati a lavorare, dei carcerati, poi torna a delinquere. 3%. La recidiva. È recitivo. E che è positivo. C'è una riduzione dei costi per lo Stato, anche questo positivo. Allora perché dobbiamo far cadere questa convenzione, questo accordo? Non ho avuto una risposta. È perché finisce il periodo. Ecco, secondo me questo credo che vada a generare anche situazioni sociali importanti. Ecco, vi chiedo cosa ne pensate di questo. Bozza, un attimo, poi pubblicità, poi va de Gamberi. Ho sentito delle cose dette dall'assessore